Ricoverato in gravissime condizioni, un 17enne travolto da un'auto poco dopo mezzanotte a Campo San Martino. Era fermo con gli amici sul marciapiede, al volante un 22enne risultato positivo all'alcol test. E ancora senza nome l'anziano ciclista travolto e ucciso lungo la Val Sugana lunedì pomeriggio. A Curtarolo continua la mobilitazione, appello del comune anche sui social. Ennesima tragedia sul lavoro in Veneto. Operaio straniero di 32 anni perde la vita in un'azienda avicola di Isola della Scala nel Veronese, rimanendo incastrato in un macchinario. Zona rossa prorogata di 2 mesi a Padova. La decisione in prefettura, si va così al 4 maggio. Intanto centri sociali, sindacati e movimenti di sinistra scendono in piazza. Autonomia, via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. Esultano il ministro Calderoli e la Lega, giornata storica. La decisione era nell'aria dopo il risultato alle regionali di novembre. Luca De Carlo si dimette da coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, lascia una realtà in ottima salute. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento del meteo, in montagna nevicate abbondanti e pioggia in pianura, ha dichiarato lo stato di attenzione anche per il forte vento sulle coste. A San Gottardo di Zovencedo nel Vicentino l'euforia dei concittadini per l'impresa di Davide Ghiotto è contagiosa. Ora i preparativi per l'accoglienza del ritorno a casa del campione olimpico di pattinaggio. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Sotto shock Marsanzago di Campo San Martino, dove poco dopo la mezzanotte un 17enne è stato travolto da un'auto che aveva perso il controllo mentre era fermo sul marciapiede con alcuni amici. Il giovanissimo è ricoverato in gravissime condizioni. Il conducente dell'auto, un 22enne, è risultato positivo all'alcol test. Ho visto i miei 2 amici in disperazione. Mi giro verso sinistra e vedo l'altro mio amico, il terzo, che era incastrato tra il palo e la siepe. C'era una festicciola di carnevale a Marsango di Campo San Martino. L'incidente è piombato su un momento di gioia. Questo ragazzo minorenne è corso fuori con il cuore in gola e racconta con il pensiero che va in continuazione a Padova, dove in ospedale il suo amico lotta. Il 17enne ferito non era alla festa, era 00:30. In questo tratto di marciapiedi si era fermato, rientrando a casa a piedi. Con lui c'erano 2 coetanei, parlavano quando l'auto, una Fiat Punto, è piombata su di loro dopo un test a coda. È salito proprio nel marciapiede, capito? Dalla parte destra della strada ha sbandato fino alla parte sinistra, è salito nel marciapiede e per un pelo non prendeva anche i miei 2 amici. Il 17enne viene sbalzato e dopo un volo di qualche metro finisce incastrato tra questo cartello di pericolo e la siepe. La Punto finisce la sua corsa abbattendo la recinzione di una casa a una ventina di metri. Il 17enne è gravissimo, nessuna ferita né per gli amici con lui né per gli occupanti dell'auto. Alla guida c'è un 22enne, al suo fianco un amico di 24 anni, sono di San Giorgio delle Pertiche. Il conducente, sceso dal veicolo, corre a vedere il ragazzo ma strapparla. Il 24enne è attonito, fermo, sotto shock. Gli amici del 17enne con coraggio affrontano la situazione, chiamano il 118, non muovono l'amico ma continuano a stimolarlo. Era nel palo, era leggermente cosciente, faceva qualche verso. Io cercavo di tenerlo sveglio. Nel momento che sono arrivata l'ambulanza, l'hanno tirato fuori dal palo, l'abbiamo aiutato a spostare questo palo per tirarlo fuori. Nel momento in cui l'hanno sdraiato ha perso totalmente la coscienza, è rimasto incosciente, poi è arrivato l'elisoccorso, ha atterrato nei campi da calcio di Marsango. Il 17enne è ricoverato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono considerate critiche dai sanitari che stanno facendo il massimo. In via Venezia c'è il sole, ma sull'asfalto restano i segni del dramma, le tracce nere della frenata, il palo inclinato, la siepe, la recinzione abbattuta. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cittadella. Il 22enne, sottoposto agli esami di rito, è risultato positivo all'alcol test. Sotto shock gli amici del 17enne. Una grandissima preoccupazione e anche rabbia per il fatto che chi l'ha investito era in delle condizioni in cui sicuramente non poteva guidare. È stato proprio uno shock. In quel momento non sapevo che fare perché non si poteva fare niente oltre che sperare bene per lui. Speriamo bene. Hanno detto che era in condizioni gravi e spero che chi l'abbia investito anche abbia le sue conseguenze.
Ed è ancora senza un nome l'anziano ciclista travolto e ucciso lungo la Valsugana lunedì pomeriggio a Curtarolo. Continua la mobilitazione, appello del comune anche attraverso i social. Chiedo a tutti voi di prestare maggiore attenzione e verificare se il vostro vicino, parente, amico è a casa e sta bene. Un piccolo gesto che anche per il futuro può fare la differenza. Lancio un appello accorato anche dai social alla sindaca di Curtarolo Martina Rocchio. Da lunedì sera il corpo di un anziano, un uomo sui 70 anni, giace senza un nome nell'obitorio dell'ospedale di Cittadella. Erano le 15:30 quando, mentre forse tentava di attraversare la Valsugana, è stato investito da un'auto all'altezza di Pieve di Curtarolo, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Le indagini sono condotte dalla polizia locale del Medio Brenta. L'uomo non aveva documenti, viaggiava su questa bicicletta nera da donna con cestino, indossava un giubbotto nero leggero, una camicia, un maglione nero, pantaloni neri della tuta e scarpe da ginnastica bianche con una striscia azzurra. Anche i nostri uffici e tutta l'amministrazione si è messa a disposizione delle autorità e anche della polizia locale per cercare di dare un nome e un volto, come dire, anche a questa persona, anche perché parliamo forse sempre più di persone che non hanno rete familiare. Questo è probabilmente la cosa un po' più drammatica, quindi l'appello è rivolto a tutti coloro che dovessero magari anche pensare che il vicino non è rientrato e di conseguenza magari possano allertare le forze dell'ordine per riuscire a fare nuove ricerche. Le ricerche sono state estese anche ai comuni vicini come Campo San Martino. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare la polizia locale del Medio Brenta allo 049 969 7950. Un operaio di 32 anni di nazionalità straniera è morto oggi verso mezzogiorno in un'azienda avicola di Isola della Scala, in provincia di Verona. L'uomo è rimasto schiacciato dal macchinario col quale stava lavorando. Dalle prime informazioni pare che gli abiti dell'uomo si siano incastrati negli ingranaggi del macchinario che l'avrebbero trascinato nell'apparecchio. Ma secondo quanto riferisce l'ANSA non sarebbe scattato alcun allarme di fermo macchina come previsto dalle normative di sicurezza. Sul posto i sanitari del SUAM 118 con l'elicottero di Verona Emergenza, ma l'uomo era già deceduto. Le cause e la dinamica del tragico incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del luogo e degli ispettori dello Spisal dell'ULS 9 Scaligera. Alberto Trentini è stato ricevuto in mattinata a Cafarsetti, la sede del comune di Venezia, dal sindaco Luigi Brugnaro. Consegnato al cooperante del Lido il gonfalone di Venezia come riconoscimento per l'impegno sociale e comunitario. Incontro privato lontano dalle telecamere. La notizia diffusa anche tramite i social dal sindaco che ha postato una foto con Trentini, allegate poche parole. Bentornato a Venezia Alberto, bentornato a casa. Contro la zona rossa, centri sociali, sindacati e movimenti di sinistra scendono in piazza a Padova. In corso un presidio davanti alla prefettura dove questa mattina è stata decisa la proroga per 2 mesi del provvedimento. In diretta per noi dovrebbe esserci Federico Fusetti. Mi dicono che il collegamento non è pronto, per cui andiamo avanti e intanto cambiamo argomento, parliamo di politica perché è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la prima intesa sull'autonomia. Esulta la Lega, ma l'iter non è finito. A metà pomeriggio a prendere la scena è stato però il caso avvenuto all'interno di Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale Luca De Carlo che lascia l'incarico, un vero e proprio terremoto. Parla di un passo avanti decisivo il ministro Roberto Calderoli dopo che il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia, una prima volta storica, dice l'esponente di governo. Nelle foto ufficiali accanto ai governatori ci sono anche la Premier Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini, con quest'ultimo che parla a sua volta di tappa fondamentale. 4 le materie oggetto dello schema d'intesa, su tutte per Stefani c'è la cosiddetta tutela della salute. Ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. In una regione come la mia, il Veneto, questo equivale a 300
oltre 300 milioni di euro di possibilità di spesa in favore dei nostri cittadini. Le altre 3 materie non LEP riguardano previdenza integrativa e complementare, professioni, protezione civile. Con la possibilità di emanare ordinanze in deroga, la possibilità che il Presidente di Regione si assuma una responsabilità in più, quella di essere il commissario per quanto riguarda le emergenze di carattere nazionale. D'altra parte l'autonomia chiede proprio questo, assumerci una responsabilità in più, e fa specie che qualche volta in questo Paese chi vuole assumersi una responsabilità in più venga ostacolato. Ma l'iter non è finito qui. Entro i prossimi 60 giorni dovrà esprimersi la conferenza unificata e poi le Camere. Per il momento si ostenta sicurezza, con la Lega che per lo più esulta, mentre Fratelli d'Italia in Veneto è concentrato su tutt'altro. È del tardo pomeriggio la diffusione della notizia che Luca De Carlo lascia il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto scrivendo direttamente a Giorgia Meloni, un atto di rinuncia che arriva dopo mesi di illazioni a seguito del risultato elettorale delle regionali. Sarò sempre al servizio di Fratelli d'Italia, scrive De Carlo, sottolineando di aver lasciato un partito in ottima salute, ringraziando elettori e militanti, ma sotto la forma inappuntabile resta la sostanza nelle settimane calde che anticipano il referendum della giustizia. In previsione delle abbondanti nevicate attese nella giornata di domani in provincia di Belluno, con accumuli stimati tra i 30 e i 40 centimetri, ANAS ha predisposto il rafforzamento della propria organizzazione operativa secondo i piani predisposti per il periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina lungo l'intera rete di competenza. Per domani sono previste nevicate intense e ANAS rivolge particolare attenzione alla statale 51 di Alemagna, in chiave olimpica, asse strategico di collegamento verso Cortina d'Ampezzo, oltre 80 gli uomini dedicati. Per le attività di prevenzione antighiaccio e sgombroneve, in provincia complessivamente saranno impegnati 130 operatori con 85 mezzi, tra spazzaneve, spargisale, pale con vomere, frese e trattori con lama. Di questi 45 sono dislocati lungo la statale 51, tra Passo Cimabianca e Longarone, mentre a Cortina 3 mezzi assicurano un presidio continuativo. Dall'inizio della stagione invernale sono già stati impiegate 1.850 tonnellate di cloruro di sodio, di cui 1.000 lungo la sola statale 51. In previsione il personale ANAS si è già impegnato in un trattamento preventivo antighiaccio lungo l'intera rete interessata, con l'ulteriore salatura della pavimentazione stradale. Durante le nevicate l'azione di spazzaneve e spargisale sarà continua per tutta la durata dell'evento, con sgombero della neve mediante frese non appena terminate le precipitazioni. Agli utenti viene raccomandato di rispettare le norme previste mettendosi in viaggio solo se con veicoli equipaggiati con le dotazioni previste. Nell'ambito dell'attuazione del piano neve prefettizio è stato anche richiesto alle amministrazioni comunali i cui centri abitati si affacciano sulla strada statale 51 di far rispettare i divieti di sosta e alle forze dell'ordine di adoperarsi in modo da evitare che eventuali veicoli non equipaggiati idoneamente o in sosta irregolare possono costituire ostacolo al servizio sgombroneve. Si potrebbe tornare a utilizzare l'acqua del Vajont. C'è chi sostiene che è un luogo sacro in seguito alla tragedia del 1963 e quindi è contrario ad ogni progetto, soprattutto se produce un reddito, mentre altri ritengono che adesso potrebbe ridare qualcosa in termini di sviluppo. Si parla di un investimento da 12 milioni di euro. Si può privatizzare l'acqua del Vajont. L'azienda friulana Welly Red, con sede operativa a Belluno, sta portando avanti in questo senso un progetto del 1996 che prevede una nuova centrale idroelettrica sul torrente. Io sono per il no sicuramente, perché quello è un luogo sacro, un luogo dove è successa una tragedia che ha toccato la nostra comunità in maniera indelebile, e quindi sicuramente sono contrario a qualsiasi tipo di sfruttamento, tanto più se esclusivamente privato. L'unica strada ipotizzabile sarebbe forse quella di un interesse pubblico, con una ricaduta sulla comunità locale, anche se l'impianto viene definito non necessario,
perché produrre 1815 kW non soddisferebbe il fabbisogno energetico locale. Della centralina del Vajont se ne parla dal 1996 e ciclicamente torna in auge. Io mi ricordo che nel 2011, con anche l'allora sindaco di Castellavazzo Franco Roccon, il sindaco di Erto Luciano Pezzin, facemmo un incontro proprio qui in Centro Culturale a Longarone, dove ponemmo questo tema, e a quel tempo si parlava una sorta di partnership pubblico-privata, e devo dire che in quell'occasione una parte della popolazione era favorevole a questo tipo di progetto. Un sì alla centrale sul torrente Vajont arriva invece da Erto per bocca del sindaco Antonio Carrara, che sostiene che se, come dicono le carte, si tratta di 13.300 gigawatt anziché megawatt, l'introito per le casse municipali sarebbe ben maggiore. La scheda progettuale ricevuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un impianto che non avrebbe impianti collocandosi all'interno di un bacino imbrifero, di un lago e di un torrente che porta acqua al Piave, acqua che viene sfruttata dalle centrali dell'Enel, senza beneficio per il territorio, visto che attualmente arrivano solo 50.000 euro di sovraccanone idrico, mentre a 1 milione la cifra che la provincia di Belluno dovrebbe stornare ad Erto, a Cimolais, che ha un pezzo di territorio su questo versante, a Sappada per il Piave, a Caneva per le centrali che lavorano l'acqua e perfino a Sacile. Di questo 1 milione a Erto spetterebbero 360.000 euro, che la Regione permetterebbe di utilizzare in spesa corrente. Dunque la zona rossa a Padova è stata prorogata di altri 2 mesi, si andrà fino al 4 maggio ed è in corso una manifestazione proprio davanti alla prefettura. Vedo che in collegamento con noi c'è Federico Fusetti che dovrebbe essere pronto per raccontarci che cosa sta accadendo. Federico, ci sei? Sì, certo. Buonasera Filippo, buonasera ai telespettatori. Siamo in piazza Antenoro davanti alla prefettura, dove questa mattina si è svolto il COSP che ha prolungato di 2 mesi la zona rossa, e adesso invece c'è questa manifestazione in corso con sindacati, Cobas, associazioni del territorio che insomma ovviamente non sono certo favorevoli a questa proroga. Una rappresentanza è salita adesso in prefettura, un centinaio di persone presenti. Siamo con Matteo, Open Your Borders. Non è un problema di come viene chiamata, zona rossa, voi siete contro scusa il gioco di parole, i controlli, perché per voi la sicurezza è un'altra cosa. Ma è tutto un discorso di narrazione, come si voglia mettere l'etichetta non è importante, però c'è una narrazione importante di un'emergenzialità e di un bisogno di sicurezza che possiamo anche accettare, possiamo anche decidere che esista, ma allora interveniamo sui settori che sappiamo funzionino, ovvero educazione, terzo settore, accompagnamento delle persone in situazioni di marginalità sociale verso un miglioramento delle proprie condizioni, non attraverso dei controlli, dei rimpatri, dei controlli arbitrari, delle detenzioni arbitrarie, becere fatte solo in una zona di una città, perché si sa che in determinate zone della città ci sono determinati gruppi di persone razzializzati, marginalizzati. Voi dite sempre gli stessi, poi quelli che vengono un po' tra virgolette controllati e presi di mira. In base al tuo colore della pelle è abbastanza facile sapere chi verrà controllato o no, e questo è abominevole nella nostra città e sicuramente in tutta l'Italia come in tutto l'Occidente. Non ci devono essere queste cose. Grazie Matteo, noi ci salutiamo, io e Cristian Rocca Allende vi ridiamo la linea, però vediamo anche insieme il servizio che ripercorre quello che è accaduto questa mattina, cioè la decisione della proroga della zona rossa per 2 mesi. 8.912 persone controllate e 8 ordini di allontanamento applicati dal 19 dicembre a oggi. Con questi numeri, oltre a 8 arresti e 3 denunce, il COSP, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Padova, guidato dal prefetto Giuseppe Forlenza, ha deciso di prorogare di altri 2 mesi fino al 4 maggio la cosiddetta zona rossa nell'area della stazione di Padova.
Di proroga in proroga, dunque, il provvedimento ha compiuto un anno dall'avvio, il 6 febbraio del 2025. Il Comune è sempre stato contrario alla definizione di zona rossa, anche se ora smorza le polemiche. Come amministrazione comunale abbiamo evidentemente ringraziato tutte le forze dell'ordine per l'attività che viene svolta. Siamo sempre stati contrari alla definizione di zona rossa perché vuol dire dare un taglio politico a un provvedimento che invece va per la tutela dei cittadini. L'area rimane quella della stazione, dove il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per i soggetti già colpiti per reati gravi contro la persona. Abbiamo sempre condiviso quei controlli ad alto impatto come erano definiti prima dell'ordinanza del ex articolo 2 del TULPS del prefetto riguardante proprio le zone rosse. Di fatto è lo stesso provvedimento, solo che, ripeto, si è voluto dare un taglio, se vogliamo, politico. E oltre alla zona della stazione di Padova, dove ogni giorno transitano 35.000 persone, i controlli straordinari già in atto proseguiranno comunque in tutta la provincia. A Padova i controlli, come sono stati fatti adesso, sono sempre stati fatti. Questa è l'unica cosa, e quindi se vogliamo togliere quella definizione di zona rossa, il Comune può essere sempre solo d'accordo. A San Gottardo per i preparativi dell'accoglienza del ritorno a casa del campione olimpico Davide Ghiotto. Bravo Davide, grazie. Ci hai fatto sognare e abbiamo sognato bene. Grazie. Io conosco Davide da quando era, diciamo, un po' piccolino, e lui era proprio il trascinatore della squadra, meritata comunque, anche perché dopo i 5.000 e i 10.000 che non è proprio andata benissimo, e finalmente è arrivato, perché dopo tanto allenamento ci vuole anche la soddisfazione della medaglia. Sì, ho visto la gara, bellissima, siamo felici. Io, che non sono una tifosa per niente, ma mi sono commossa, sono stata felicissima, ho applaudito, sono andata a applaudire in giro per il paese, mi sono trovata ieri sera qua davanti ai fuochi d'artificio, ho continuato a fare festa tutta ieri pomeriggio. Sì, siamo onorati per questo, siamo onorati, anzi diciamo che è un personaggio che è molto umile, fa il suo lavoro, abita a 50 metri da casa mia e ogni tanto lo vedo che va a allenarsi, ci si saluta, ecco, lui fa il suo lavoro e va via in bici, corre. Ha avuto una bella gara, ecco. Ci speravamo fino all'ultimo. Temevamo un po' l'America, ma alla fine insomma ci ha onorato della sua vittoria. Ci teneva tanto, è andata bene, sono stati bravi, gli facciamo ancora i complimenti, e noi qua, il nostro paesino, è tutto orgoglioso per aver visto un campione che vive a San Gottardo e ci rappresenta tutti quanti. Per noi è stato veramente una soddisfazione. Adesso faremo una festa e faremo una bella festa assieme. Ok Davide, ti aspettiamo. Ciao, bravo. Per la prima volta in Italia un atleta ha ottenuto il certificato di idoneità agonistica nonostante una malattia al cuore. È veneziano e ha solo 17 anni. A 17 anni vive nel veneziano, è un promettente sciatore, o meglio era, prima che gli venisse diagnosticata la sindrome di Brugada, malattia delle cellule elettriche del cuore che può portare all'arresto cardiaco, la cosiddetta morte improvvisa. Ebbene, per la prima volta in Italia, dopo che al giovane pochi mesi fa è stato impiantato un defibrillatore, è stata rilasciata l'idoneità allo sci alpino agonistico dalla medicina sportiva padovana, proprio grazie al defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione, per il quale è stata anche predisposta una rigorosa protezione per evitare colpi. Fatta diagnosi precoce, tu riesci a identificare giovani atleti che possono continuare a fare attività sportiva protetti con un defibrillatore sottocutaneo, quindi è una svolta sicuramente storica, per cui alcuni di questi atleti, se sono portatori di malattie non a rischio di progressione, invece di andare all'estero, come sta succedendo con altri, possono continuare a giocare anche in Italia.
Ci auguriamo che in futuro questa prima esperienza rappresenti ovviamente una porta aperta per altri ragazzi che vogliono ovviamente eseguire l'attività sportiva ovviamente in condizioni di estrema sicurezza. Un risultato raggiunto grazie a 2 primati: la qualità delle equip mediche di Padova e la loro conoscenza della malattia e dei suoi limiti, e poi la tecnologia con il defibrillatore che sarà controllato anche da remoto. Che è importante, oltre che la malattia che sta alla base del rischio aritmico, è importante anche la efficienza, la appropriatezza del defibrillatore, del sistema di rilevamento del segnale elettrico, che è quello che poi condiziona l'eventuale intervento del defibrillatore su un'aritmia ritenuta pericolosa per la vita. Ed ora andiamo a Bassano del Grappa per il grandissimo e inatteso successo di pubblico della mostra su Giovanni Segantini. È andata ben oltre le aspettative la mostra sull'opera di Giovanni Segantini. Inaugurata il 25 ottobre al Museo Civico di Bassano, ha superato la quota di 100.000 visitatori. In realtà no, mi aspettavo un ottimo risultato, ma sicuramente questo è un traguardo oltre le aspettative che ci rende incredibilmente felici, anche perché la mostra non è solo molto visitata, ma anche molto apprezzata. È una delle mostre dell'anno. Davvero una grande soddisfazione per come è stata ideata inizialmente, per come poi è stata organizzata e ben comunicata, quindi davvero un grande lavoro di squadra, e i risultati, quando il lavoro di squadra c'è ed è solido, si vedono. Fondamentale è stato il lavoro del comitato scientifico e il supporto del personale, delle guide e dei volontari. Dopo il successo con Brassai e ancor di più con Segantini, si guarda già al futuro. A breve vi annunceremo la prossima mostra che sarà ospitata ai musei civici il prossimo autunno, e quindi andremo ad accompagnare i mesi autunnali ed invernali con un'altra mostra che sicuramente porterà in città tanti turisti e visitatori. In questi ultimi giorni di apertura le prenotazioni riempiono tutti gli orari di visita dal mattino al pomeriggio. Molti visitatori sono tornati più volte, vengo spesso fermata proprio per dirmi che la mostra è speciale e che sono tornati più volte a visitarla perché lascia loro delle sensazioni veramente importanti. Era questo l'ultimo servizio dell'edizione del Veneto, del telegiornale di Antenna 3. Dopo di noi le previsioni del tempo e l'edizione di Venezia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.